in collaborazione con Dal 1873 la vecchia cantina vi aspetta con Gianni Benotto per vendita e degustazione prosecco d'OCG di Valdobbiadene. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita, troverai tutti i prodotti artigianali freschi, di prima qualità, genuini e senza conservanti. Ti aspettiamo! Autofficina Elettrauto Dapper a Valdobbiadene. Sistemazione impianti elettrici, revisione motorini, avviamento ed alternatori su vetture, trattori, furgoni e riparazioni su tutti i tipi di veicoli. Donadel Sunplast vanta più di 50 anni di esperienza nella produzione, installazione e manutenzione di tende tecniche sia per esterni che interni e di avvolgibili, abbinata ad un'ormai decennale attenzione alla serramentistica in PVC. Sindaco, Valdobbiadene in fiore, bella da vedere con questa ormai classico appuntamento. Valdobbiadene è sempre bella da vedere, ma quando ci sono decine di migliaia di persone in piazza e nelle strade del centro è ancora più bella perché dà senso di vita, senso di voler trovarsi assieme agli amici, assieme alle persone, e questo è un bel risultato per i 150 espositori che abbiamo qui in fiera e anche un bel risultato per le 200 persone che stanno lavorando per la sicurezza, per la gestione di questa fiera, quindi davvero colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che da mesi stanno lavorando, che oggi sono particolarmente impegnate, ma vedere questi risultati credo che sia gratificante per tutti questi volontari, per il personale del comune e ringrazio anche alcuni comuni vicini, in particolare Conegliano, Istrana, Asolo e Castelcucco, che con convenzioni col comune di Valdobbiadene hanno messo a disposizione anche personale e polizia locale, e questo è un bel gesto da parte loro e ringrazio queste amministrazioni. Una fiera che ha la caratteristica di snodarsi attraverso le vie cittadine, quindi si vedono tutte le belle cose di Valdobbiadene. Valdobbiadene ha tante cose belle davvero. Non ce ne accorgiamo durante l'anno perché passando in auto non diamo peso, ma in realtà insomma, già qui in piazza Marconi poter ammirare il municipio, il campanile, il Duomo, i palazzi, insomma, sono stati fatti dei recuperi sia da parte dell'amministrazione sul patrimonio immobiliare per la messa in sicurezza, ma anche dei recuperi da parte di privati, e questo è di buon auspicio perché si continui così, perché se un paese è bello è ancora più accogliente di quello che oggi è Valdobbiadene. Ci siamo fermati alla Borrauto, siamo con Marco Zanatta e Matteo Serra per capire cosa state proponendo quest'anno qui alla Fiera di San Gregorio. Allora, buongiorno, siamo qui come concessionaria Borrauto, una concessionaria che esiste da 50 anni, che è presente su 2 punti vendita, quindi a Montebelluno e a Conegliano. A San Gregorio, che è una fiera storica a cui noi partecipiamo. Quest'anno abbiamo portato su una Dacia Sandero GPL e una linea limitata di Dacia Duster, anche questa in motorizzazione GPL. Abbiamo portato su poi la nuova versione restyling della Renault Kadjar e il pick-up alla Scan. La gente che cosa vi chiede, oltre a quanto costa, immagino?
La gente chiede informazioni relativamente al GPL perché la ritiene una soluzione ipoteticamente interessante che risponde alla tematica del diesel, che adesso è molto importante e molto sentita dalla gente. Io, anzi la nostra squadra come venditori, approviamo sicuramente la promozione del motore GPL, però sarebbe corretto anche ricordare che Renault sviluppa da sempre un diesel completamente in linea con le normative attuali relativamente alle emissioni, quindi trattasi di diesel evoluti, trattasi di diesel con bassissimi livelli di emissioni, quindi diesel puliti. Tutti a fare i complimenti a Valdobbiadene, ma ben vengano, perché questa manifestazione non fa altro che valorizzarla ulteriormente. Certamente che sì, questa è la manifestazione di Valdobbiadene. Ogni anno si aspetta sempre l'antica fiera di San Gregorio perché è veramente una festa. Lo è la domenica con tutti quanti, lo è anche il lunedì più rivolta ai cittadini valdobbiadenesi. È una fiera che rappresenta la storia, la cultura e anche l'evoluzione del nostro territorio, del nostro comune, con tutti i mezzi agricoli, con l'innovazione, appunto per portare avanti quella che è la nostra economia, che effettivamente vede come ruolo principe il nostro Conegliano Valdobbiadene di OCG, ma che poi effettivamente con tutte le PPL, con i formaggi di malga, con tutte le nostre tipicità promuove veramente tutto il territorio. Provincia e città, lei si sta mobilitando, ha lavorato parecchio, ha ringiovanito anche parecchio il pubblico a cui dedicarsi e a cui parlare. Ma diciamo che ci ho provato, speriamo di esserci riusciti in questi 5 anni di mandato qui in comune. Abbiamo fatto vari eventi, venerdì ricordo che abbiamo fatto anche lo speciale Venerdì OCG, che è un aperitivo itinerante su tutti i locali del centro di Valdobbiadene dove si sono messi in squadra, quindi tra di loro hanno collaborato e nella collaborazione si proponeva un calice di Valdobbiadene di OCG abbinato a un cicchetto, un assaggio di prodotti tipici, appunto sempre valorizzando tutte le nostre tipicità venete, trevigiane e anche valdobbiadenesi. Beh, so che lei insomma di idee ne ha, quindi anche se stanno per finire questi 5 anni di mandato, sicuramente ci sarà. Ma sì, dai, alla fine le idee ci sono, quindi insomma il mio motto è credo nelle idee che diventano azioni, quindi tante idee che poi bisogna appunto realizzare. Siamo a Valdobbiadene, sede di Dallalonga, per parlare con Gloria Dallalonga. Da quanto tempo operate in questa attività? Siamo un'azienda che opera da oltre 30 anni nel settore dell'agricoltura. La nostra azienda è stata tramandata da 3 generazioni. Siamo partiti come una piccola officina di macchine agricole e evolvendoci nel tempo siamo arrivati ad essere un concessionario di importanti marchi sia a livello nazionale che internazionale. Ci siamo specializzati nell'attrezzatura per i vigneti, per l'attività boschiva e per il giardinaggio. E come cercate di soddisfare i vostri clienti? Siamo un'azienda all'avanguardia, attenta alle esigenze del mercato e attenta a soddisfare le richieste dei nostri clienti e soprattutto all'evolversi della tecnologia. Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta i nostri clienti ci facciano, per la documentazione che i nostri macchinari richiedono, per qualsiasi prova in campo e soprattutto per i corsi che oggi il settore dell'agricoltura richiede. Il nostro segreto principale è l'amore per il nostro lavoro, per il nostro territorio e per il prodotto che esso ci offre. Con Floriano Zambon a Valdobbiadene, città del vino, la presenza.
Beh, Città del Vino, Valdobbiadene lo è per eccellenza, in questa rete molto bella dei 450 comuni in crescita in questi ultimi periodi di adesioni, qui per una manifestazione che è storica, ma al tempo stesso in un contesto che rappresenta una delle eccellenze del nostro paese, perché quando si parla di Prosecco si parla di questo territorio, quando si parla di Prosecco si parla di un vino che è cresciuto, si parla comunque di cultura, e credo che questo territorio, i 15 comuni di Radoxi, ma anche il contesto più ampio da questo punto di vista ne siano una grande testimonianza. Parlavo con il sindaco appunto di Valdobbiadene dicendo che questa manifestazione è bella perché si snoda attraverso le vie di questa cittadina da riscoprire, con diversi palazzi anche ristrutturati e anche risistemati. Beh, diciamo che questo è il bello delle manifestazioni di tipo popolare. La storia è lunga della Fiera di San Gregorio, di anno in anno si vede che questa volontà di cercare di rendere più profonde le radici è vera, e lo si vede anche in questa occasione. È un'agricoltura che è sempre viva, ne stiamo vedendo con 150 espositori e il vino più che mai. Sì, allora sul tema dell'agricoltura in generale va riconosciuto, questo è un dato nazionale ma che deriva anche sui nostri territori, anche le giovani generazioni guardano con attenzione l'impegno in questo comparto che è fondamentale, cosa magari che la mia generazione non ha sufficientemente coltivato pensando ad altri tipi di collocazione. Oggi l'agricoltura è ricchezza in termini di cultura, in termini di storia, e anche ricchezza in termini di tipo economico, perché credo che i prodotti curati e collocati sul mercato nella maniera giusta siano anche gratificanti. E allora ci conosciamo ormai da Santa Lucia a questa fiera, che sono due capisaldi insomma nel settore, giusto? Esatto, noi ci teniamo a essere presenti anche perché pensiamo appunto che Valdobbiadene sia ancora la zona fiorente del Trevigiano, quindi in questi ultimi anni la nostra presenza qui ci sarà sicuramente sempre. La produzione e la presentazione in che cosa si avvale questa volta? Allora, noi esponiamo anche quest'anno macchine sia di nostra commercializzazione e sia di nostra produzione. Per quanto riguarda le macchine di commercializzazione, puntiamo appunto con le macchine e gli scalzatori che servono appunto per la lavorazione meccanica del sottosuolo del vigneto, praticamente del sottofila. Qui si gioca in casa perché, come parlavi tu, come dicevi, vigneti un po' dappertutto e dovunque. Esatto, quindi puntiamo appunto su queste macchine e soprattutto abbiamo anche un'applicazione che può essere valida per le lavorazioni sull'ecologico e quindi per vigneti che lavorano e si basano soprattutto sul biologico. Parlavamo con le forze politiche presenti alla fiera, l'agricoltura c'è. Sì. Fortunatamente questo settore è ancora un settore di punta e quindi noi ci avvaliamo di questo e diamo soprattutto un servizio completo ai nostri clienti. Invitiamo a Cimadolmo? Certo, vi invitiamo tutti nella nostra sede di Cimadolmo. In collaborazione con
Dal 1873 la vecchia cantina vi aspetta con Gianni Benotto per vendita e degustazione prosecco d'OCG di Valdobbiadene. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita, troverai tutti i prodotti artigianali freschi, di prima qualità, genuini e senza conservanti. Ti aspettiamo! Autofficina Elettrauto Dapper a Valdobbiadene. Sistemazione impianti elettrici, revisione motorini, avviamento ed alternatori su vetture, trattori, furgoni e riparazioni su tutti i tipi di veicoli. Donadel Sunplast vanta più di 50 anni di esperienza nella produzione, installazione e manutenzione di tende tecniche sia per esterni che interni e di avvolgibili, abbinata ad un'ormai decennale attenzione alla serramentistica in PVC.